Maxi piantagione di canapa indiana scoperta dai carabinieri nelle campagne di Stilo, in provincia di Reggio Calabria. Circa 1200 arbusti sono stati individuati ed estirpati nella vallata dello Stilaro, nella Locride. L'operazione è stata condotta dai militari della stazione di Stilo, con il supporto della sezione operativa della compagnia di Roccella Ionica, al termine di una prolungata attività di rastrellamento del territorio. La coltivazione era stata realizzata in una zona impervia, nascosta dalla vegetazione e difficilmente raggiungibile. Le piante erano disposte su diversi filari e servite da un articolato impianto di irrigazione. Una struttura organizzata, dunque, collocata in un'area rurale particolarmente isolata e adatta a nascondere coltivazioni di grandi dimensioni. I carabinieri hanno proceduto allo smantellamento della piantagione e al sequestro dei circa 1200 arbusti rinvenuti. L'operazione rientra nelle attività di controllo condotte dall'Arma nella Locride per contrastare la produzione e la diffusione di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle zone rurali e più difficili da raggiungere.